Buongiorno ragazzi, qua inutile dirlo ma si schiatta proprio, quindi oggi fa paura. Se qualcuno gentilmente può spegnere il sole perché non si può stare, ci sta solo da tutte parti. Oggi è pazzesco proprio, pure la montagna si vede in ombra, c'è sta tanta umidità che sta a fuori proprio. Ventilatore a tutta forza, tutto aperto, non si può stare. Oggi stiamo pigliando fuoco proprio, secondo me. Oggi, secondo me, la giornata, ragazzi, qua non passa proprio, guardate qua. Sole proprio a tutta forza. Capigliamo fuoco oggi. Secondo me, se vi metto su quel parcheggio lì, là si muore proprio. Quindi, assurdo, ragazzi. Proprio esagerato. Napoli. Francesca casa la stessa cosa. Proprio si sta alzando, diciamo, l'umidità. Io vedo la montagna, la vedo un po' appannata, la verità. Proprio la troppa umidità. Però un cielo va giù è pulitissimo, quindi neanche una piccola nuvola. A nuvole di fantozzi, niente. Quindi mi dispiace, ma oggi dobbiamo schiattare veramente. E ho visto che domani è peggio di oggi, quindi è proprio festa, voglio. Quindi perlomeno qua a Salerno ho provato ad appoggiarmi un po' sul letto, sinceramente. Ventilatore a destra, ventilatore a sinistra, e che vuoi ora? Sto dalle 7 in giro, ma sinceramente voglio, non si può mettere capolietto. Proprio è assurdo. Pure il cellulare sta pigliando fuoco qua. L'ho appoggiato un minuto qua e già scotta. Però non c'è un'ombra, un alito di vento proprio. Qualcuno studiasse sto solo perché non si può stare, voglio. È esagerato proprio. È proprio fuoco, ragazzi. Proprio. Guardate qua, si vede proprio l'ombra sulla montagna. Proprio si alza proprio l'umidità. Io con gli occhi la vedo appannata, pensate un po'. Che caldo che fa. Il mare si vede giusto giusto, ma nulla di che. Quindi stasera già immagino l'umidità che si alza. Secondo me stasera schiattiamo più e oggi. Guardate qua, va. Sembra come un velo sulla montagna, ragazzi. Vabbè, vi auguro buon pomeriggio, ragazzi. Rientro nella tenda qua, perché sennò Samora qua, guardate qua. Stiamo pigliando proprio fuoco. Vabbè, esagerato. Vabbè, ragazzi, buona continuazione. Menatevi sotto la doccia e buonanotte. Quindi questa è l'unica oppure da mare. Ciao ragazzi e buon inverno, che vi devo dire?